Eccola qua già pronta, Manuela Di Ciao. Benedetto, Noel per gli addetti ai lavori, presente quest'oggi in studio con noi perché? Perché Manuela, insomma, oltre ad essere una brava cantante, presentatrice, vocalist, soprattutto art director, cosa devo dire ancora? Insomma, sta di Tante fatto cose. che è entrata nella hit del 2017, no? Perché sei stata selezionata per dare anche tu il tuo contributo alla dance, non solo italiana. Eh sì, infatti è una bella notizia. Farò parte, anzi faccio parte della compilation storica dance che è Hitmania di quest'anno, del 2017, quindi ho iniziato bene l'anno, dai, Certo, ne sono certo, contenta, con un pezzo che si intitola Ma Baby, lo potevo dire, non era certo. No, pubblicità, non è ok, questo pubblicità. si può dire. E, fatto, scritto in collaborazione con un produttore DJ che è Mirko Alimenti. Mm. Senti, era da tempo, se non sbaglio, che il Friuli Venezia Giulia non aveva una sua rappresentante nelle hit. Se escludiamo Elisa, che tra l'altro è tua compaesana, possiamo dire, Sì, in un come certo no, senso, perché certo. tu sei di Monfalcone, anche lei è di Monfalcone, che però mancavano, no? Mancava una voce Friul Veneto Giuliana nelle hit dopo il grande successo di Robert Miles nel 1997, no? Ma diciamo che io nascendo da ballerina mi sono sempre affiancata alla dance, ho sempre ascoltato dance e scritto anche pezzi ovviamente che poi potevo ballare, per cui diciamo che questo è il mio. Poi Certo. ovviamente ci sono altri cantanti, altre realtà che fanno altri generi, ma mi piace essere così affiancata a un genere che sento mio, insomma. Senti, non è che sei nata ieri, come si dice, nel senso che L'altro sono tanti, ieri. l'altro ieri, nel senso che sei una ragazza che da tanti anni è sul palcoscenico, no? Mhm. Hai cominciato come ballerina, però poi nello stesso tempo hai approfondito anche il tuo mestiere, no? Perché sei passata anche dall'altra parte, no? Come un giocatore, allenatore, no? Sì, sì, Direttrice chiaro. artistica, com'è che si chiama per la Sì, sì, precisione nel ma tuo guarda, io settore? faccio entrambe le cose, nel senso che o sono io, diciamo, sul palcoscenico Certo, in veste di cantante o ballerina o anche conduttrice, occhio, che certo. potrei toglierti il mestiere, sto Beh, scherzando. sicuramente io penso che i nostri telespettatori non disprezzano il fatto di vedere, piuttosto che vedere me in No, televisione, vabbè. vedere te è molto meglio a livello di apparizione pubblica, insomma. No, vabbè, è giusto che ognuno faccia il proprio Certo. mestiere, però sì, quando non sono io in prima persona, lavoro anche dietro. Certo. Ho la fortuna di seguire dei ragazzi ai quali insegno musical insieme a un'altra valida collaboratrice che è Francesca Moretti e quindi mettiamo anche loro sul palco, loro cantano, ballano, recitano e quindi sì, faccio tante Mm, cose, sono anche tipo Pippo Baudo, mi sono insomma. scoperta da sola e è Possiamo sta- dire anche autodidatta, insomma. beh, ho anche studiato, Vabbè, nel insomma, non senso, è che il mestiere cade giù dai coppi, no, no? no, Come si io dice. ho studiato anche tanti anni, specialmente danza, dopodiché il canto, la recitazione, però è vero anche che il mestiere lo impari anche Mm. sul palco proprio. E se posso dire ancora qualcosa, sono contemporaneamente anche in tour nei casinò sloveni con uno spettacolo che effettivamente ho anche ideato e quindi me lo Certo. sono Tra cucito l'altro che i nostri addosso. telespettatori hanno visto in anteprima nella trasmissione i Blitz friulani, perché È un giorno io vero, sono arrivato giù con la mia fedele assistente mentre voi facevate le prove, sì, vi ho colto in flagranza di spettacolo, esatto. ecco, e abbiamo fatto questo bel servizio che ha avuto comunque un discreto riscontro, no, a livello televisivo. Senti, 2017 che si apre subito bene, oltre alle aspettative, ma soprattutto possiamo dire un'alternativa, no? Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, dove magari il settore musicale è visto in modo un po' così, oppure nello spettacolo non è visto come da altre parti d'Italia, no? Perché quando vai in giro parli di spettacolo, tu dici da dove arrivi? Da Monfalcone. Come? Si va a Milano a fare ste robe, si va a Padova, come? A Monfalcone si fanno ste robe, no? Ma guarda, io ho studiato anche fuori, per cui ho studiato a Milano, negli Stati Uniti, anche a Roma, insomma, ho girato, però Certo. è anche vero che si può riuscire a fare delle cose anche rimanendo nelle nostre parti, insomma, nelle nostre zone. Poi ovviamente bisogna sempre essere pronti a
a tenere la valigia e a partire, questo Essere sì. anche flessibili, no? Sì, come no, certo. Senti, per magari così approfittiamo del fatto che abbiamo le telecamere accese e stiamo Mhm. parlando così in tranquillità, seduti in un divano e davanti a un migliaio di telespettatori che ascoltano, no? Senti, magari un giovane che vuol vedere, che ti sta in questo momento per caso ha fatto zapping e via dicendo, ecco, che consiglio vuoi dare ad esempio a un giovane che si vuol buttare, anzi si vuol gettare nel mondo dello spettacolo? Beh, di studiare e di farlo solo se veramente ha la passione, perché non è così semplice come forse potrebbe sembrare. Per cui studiare, avere la passione, quella vera, quella che sì, ti può racchiudere in casa per ore perché sei lì a creare, eccetera, senza neanche accorgertene. Quindi Mm. sì, la passione prima di tutto e poi studiare, lo ripeto, l'ho già detto 10 volte, però per me è È importante. fondamentale. Sì, sì, Allora, senti, adesso ti faccio una domanda come i veri giornalisti, ok. quelli che una volta sapevano dare la dizione giusta nel modo di parlare. Bene, Senta, Noel, sì, mi la dica. sua passione è nata come? Allora, che io ricordo da sempre, cioè a 4 anni, quasi 5, saltavo sempre, perennemente, per cui mia mamma mi ha iscritto a danza. Ti ha detto vai subito a danza Sì, prima di distruggermi esatto. la casa. Anche perché ero parecchio maschiaccio, per cui ha detto danza, ma danza classica, così la Eh, ingentiliamo un po', e in effetti è servito. E poi ho scoperto questo amore per in generale la musica, s- ma anche la danza. certo, senti, se io ti dico Eter Parisi o Lorella Cuccarini, tu cosa mi rispondi? Beh, come ballerina direi Eter Parisi, ok? Come showgirl in generale Lorella Cuccarini, sì. Che sono le due, insomma, icone, no? Io non ti ho Sì, detto sì, Raffaella, non ho voluto mettere Raffaella Carrà perché mi sembrava, come si è arrivata dice, un po' troppo prima. un po' troppo prima, no? Sì, Però, insomma, la Raffa nazionale in un certo senso è stata un po' l'icona, no? La madre di tutte le battaglie, no? Come per i giornalisti o per i radiotelecronisti, Niccolò Carosio è stato il primo e poi da lì sono nati un po' tutti, siamo andati a seguire. La Raffaella Carrà in un certo senso è stata colei che ha un po' sdoganato, no? Il modo di fare il spettacolo, di fare anche la ballerina in televisione. sì, Ballerina, insomma, appunto, è non solo riduttivo quasi. ballerina, no? Ecco, è stata la Certo. mamma della Cuccarini, Mm, no? mm, mm. Però come ballerina direi Eter Parisi, sicuramente. Senti, prossimi appuntamenti, poi andiamo a chiudere? Allora, guarda, in veste di conduttrice, anzi Sì, co-conduttrice, il 25 febbraio sarò al Teatro Pasolini a Cervignano sì. a presentare il premio Biagi e dopodiché il 25 marzo con uno spettacolo teatrale sarò a Grado e poi ad aprile mi pare di nuovo a Cervignano il 29 aprile Mhm, in veste di attrice, un po' di qua, un po' di là certo. e le prossime date invece in casino ancora devono uscire, Devono uscire. quindi non lo Senti, sappiamo. andiamo a chiudere, però da casa mi stanno già arrivando i messaggini, giusto per fare un piccolo 10 secondi di una canzone che troveremo all'interno della Hit 2017, così a braccio, come si dice, proprio 5 Abbraccio, secondi, 10 secondi, ti lascio proprio 10 secondi a tua disposizione. cioè devo cantare. Devi cantare a braccio, proprio adesso Cioè, tu una mi roba stai veloce, dicendo, io faccio finta. canta un pezzo dance dove la Dance, musica dance, proprio e i dance. suoni sono È il bello della fondamentali diretta, è il a bello della diretta. cappella. A cappella vuol dire abbraccio, per capirsi, per Va chi ci bene. ascolta da casa. Ok, immaginate però dei bassi, Facciamo immaginate dei finta, suoni. ci siano tutte le persone che ballano in questo Ok, istante, lo strobo che gira. ok, cosa vuoi fare tu, lo strobo o il Tum, ballerino? tum, 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 Muoviti. tum. No, meglio di no, guarda, se no No? distruggiamo tutto. Però dai, schioccali le Tum, dita. tum. Mamma baby, mamma baby, mamma baby, I wanna fly with you. Basta così? Perfetto, e con Ok. questo spazio dance, perché il bello della diretta è questo, l'informazione si deve sdoganare dal solito intrallazzo classico della serie e fare i predis? No, noi facciamo i telegiornalisti. Grazie Grazie a Noel te. per la tua partecipazione.